La seconda corsa è un miglio per cavalli di 4 anni, sono 9 dietro l'autostart, 1 Angelica, 2 Amadas Cage, 3 Aviostella, 4 Aramis OP, 5 Ariel GSO, 6 Azzurra Tab, seconda linea 7 Aber Chilubi, 8 Alba Lunare, 9 Alicante. I favori per Aramis OP numero 4, Edoardo Baldi in sediolo, macchina che accelera, stacca in questo momento con il tentativo proprio di Aramis OP di scendere alla corda, operazione che riesce, all'esterno è veloce però anche Azzurra Tab e cerca di guadagnarsi una posizione alla corda anche Ariel GSO e lo fa in 100 metri, mentre resta all'esterno Azzurra Tab che poi cerca di trovare spazio alla corda, rientra anche il numero 1 Angelica e Azzurra Tab però si sistema in quarta posizione davanti ad Amadas Cage di precisione. Intanto non tarda a progredire Angelica che lascia la corda e dopo 400 metri in 32 si profila a ridosso di Aramis OP, se non altro guadagna la seconda Numero posizione. 8 Intanto la Alba squalifica per Lunare Alba Lunare, squalificato. avanza all'esterno Aber Chilubi. Ha sbagliato anche Aviostella, intanto i 600 se ne vanno in Numero 3 Aviostella squalificato. con passaggio davanti alle tribune che vede sempre al comando Aramis OP, la seconda posizione per Angelica, la terza per Aber Chilubi che progredisce all'esterno ed ora affianca al comando Aramis OP, mentre per corsie esterne cerca di progredire anche Azzurra Tab che raggiunge Ariel GSO che però è in difficoltà, più indietro è Amadas Cage, poi Alicante. Il chilometro in 1:16,2 con Aramis OP che continua a comandare la gara, all'esterno si impegna generosamente Aber Chilubi lungo la corda Angelica. Questi tre hanno scavato netto margine di vantaggio contro i rivali che sono a una ventina di metri. Intanto si affronta l'ultima curva con Aber Chilubi che insiste nella sua azione e costringe ad accelerare Aramis OP, mentre si accinge a spostare anche Angelica che va in terza ruota all'ingresso addirittura d'arrivo. Ultimi 100 di gara, in difficoltà Aramis OP, si è avvantaggiata Aber Chilubi, si è avvantaggiato e nel finale riesce a respingere tutti i tentativi di Angelica che è buona seconda, mentre cala completamente Aramis OP, battuta anche da Amadas Cage che è terza sul traguardo. 1:15,9 il ragguaglio conclusivo, 39 a chiudere, 15,7 la retta d'arrivo. Corsa di testa per Aramis OP che però in arrivo si è arenato e vediamo appunto il bel primo piano di Aber Chilubi che Vincenzo Pisquoglio dell'Annunziata porta a un franco successo con un percorso tutto scoperto all'esterno, la quota di 8,52 al totalizzatore per questa allievo di Marco Basile interpretata da Vincenzo Pisquoglio dell'Annunziata. Il secondo posto è per Angelica, mentre nel finale anche Amadas Cage, che non è inquadrato in questo momento, ha ragione di Aramis OP, che in fondo è calato letteralmente.